Smantellata dai carabinieri di Chiavari una rete di spacciatori operanti nel Tigullio, 4 arresti questa mattina all'alba e 2 denunce. Operavano tra Chiavari, Recco e Genova cedendo droga a credito. Sono iniziati a Portofino i lavori per costruire la passerella pedonale che collegherà con la Cervara. Ancorata la parete, supererà i punti dove la strada è crollata. Il Papa all'Angelus, i regni fondati sulle armi crollano, il regno di Dio invece è fondato sull'amore e si radica nei cuori. Nella preghiera mariana Francesco ha invocato la pace per l'Ucraina. Celebrata nella giornata del ringraziamento di Coldiretti a conclusione della stagione agricola, un'annata positiva nonostante il meteo secondo gli agricoltori. Pomeriggio di sensibilizzazione nella casa di detenzione di Chiavari contro la violenza sulle donne. Ai detenuti è stato proposto un recital con letture di brani e canzoni. La fattura elettronica sta per diventare un obbligo per tutti. La novità al via dal 1 gennaio 2019. Preoccupati i piccoli artigiani, dubbi, perplessità, paure e vantaggi stasera in Direttamente Su. A Siena la prima sconfitta della stagione per la Virtus Entella, biancocelesti sconfitti 1-0 con una rete segnata dai padroni di casa allo scadere. Mercoledì altra trasferta impegnativa a Cuneo. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Carabinieri di Chiavari hanno smantellato una rete di spacciatori attiva nel Tigullio. Le indagini partite dalla segnalazione di una mamma sono iniziate oltre un anno fa e hanno condotto all'arresto di 4 presunti spacciatori e alla denuncia di 2 indagati. Singolare la modalità con cui operavano, cedendo lo stupefacente a credito. I dettagli nel primo servizio del nostro giornale, lo vediamo insieme. Si è conclusa all'alba di questa mattina l'operazione Caro Diario, avviata ad agosto 2017 dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chiavari e coordinata dalla procura di Genova. Le indagini avevano preso le mosse proprio da una pagina di diario consegnata ai militari dell'Arma dalla mamma della fidanzata minorenne di uno degli indagati. La donna si sarebbe rivolta ai militari insospettita dal giovane, ritenuto poco raccomandabile, e da alcune annotazioni della figlia riportate sul diario, collegate successivamente ad attività di spaccio di stupefacente. I militari hanno operato con attività tecniche e pedinamenti sino ad arrivare ad individuare gli indagati legati tra loro dall'attività di compravendita di stupefacente ceduto peraltro a credito. Proprio questa modalità inconsueta avrebbe generato alcune tensioni tra gli stessi spacciatori, sfociate almeno in un caso in una vera e propria estorsione. Nel corso di un incontro tra fornitore e 2 clienti, di fronte al mancato pagamento delle pregresse forniture, i malviventi avrebbero minacciato di morte i 2, malmenandone uno e procurando una ferita col coltello alla gamba all'altro. L'operazione è andata avanti sino a questa mattina, quando i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova nei confronti di 4 soggetti rintracciati nelle province di Genova, Parma e Como. I 4 sarebbero ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di stupefacenti in concorso ed estorsione aggravata per essere stata commessa con armi. Contestualmente 2 indagati sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione e di dimora nel comune di Genova. L'operazione ha permesso di comprovare l'operatività tra Chiavari, Recco e Genova di un folto gruppo di spacciatori al dettaglio specializzato negli acquisti a credito dello stupefacente e nella successiva cessione al dettaglio anche e se non soprattutto a minorenni. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti alcuni grammi di droga. Portofino rompe il suo isolamento, infatti sono iniziati proprio questa mattina i lavori per realizzare la passerella pedonale e ciclabile che permetterà di collegare il borgo con Santa Margherita grazie al servizio di 2 bus navetta. Domani inoltre sarà effettuato il nuovo allaccio alla rete del gas. Il servizio lo vediamo insieme. Questo è il tratto di strada ex provinciale 227 fra Paraggi e la Cervara distrutto dalla mareggiata di fine ottobre. Questo è il progetto della passerella pedonale ciclabile che permetterà di ricollegare Portofino con il resto del Tigullio. Sono iniziati i lavori per realizzare il collegamento che grazie all'arrivo del bus navetta a Portofino, una corrierina da 30 posti di ATP sbarcata ieri nel borgo, permetterà la ripresa del trasporto via terra. Da Portofino alla Cervara in bus, poi il passaggio a piedi e quindi l'ultimo tratto da percorrere nuovamente in autobus.
Sarà lunga 120 metri, larga 1,50 m e garantirà il passaggio anche delle bici e delle carrozzine, cioè è pensata anche per i disabili con delle rampe apposite e pannelli antisdrucciolo. La passerella sarà in parte appoggiata al suolo, laddove esiste ancora la strada, e in parte supportata da una base in tubi dove la strada è crollata. Progetto che noi abbiamo inviato al cliente e alla provincia per farsi approvare sia la misura in larghezza, che deve essere 1,50 m, che per far vedere come avremo ovviato al dissesto geologico, quindi alle voragini che si sono create, con delle travi e dei montanti a lunghezza variabile. Questa è la sezione con una tipologia di ancoraggio a parete che mi permetta alla passerella di essere fissa anche in caso di un'ulteriore mareggiata. Questo è il disegno tridimensionale che mostra i 3 punti in cui la passerella permetterà di superare le voragini. La provincia di Genova ci ha chiesto di realizzare il tutto entro il 24 di dicembre, ma noi contiamo di realizzarlo per il 10 e quindi regalare 10 giorni in più alle persone che devono andare a fare i regali senza dover passare per la montagna. Intanto l'isolamento del borgo è rotto via monte grazie alla strada per Portofino Vetta, che è stata messa in sicurezza dal Genio Militare, mentre sono stati fermati i lavori per il secondo percorso, quello attraverso le Gave, dove i lavori erano già avanzati, giudicato però ormai non più necessario. Sono iniziate questa mattina a Rapallo le operazioni di rimozione di 4 delle imbarcazioni che si sono arenate sul lungomare cittadino a seguito della mareggiata dello scorso 29 di ottobre. I natanti Dorotea, Elsi e Allegra hanno una lunghezza che va dai 16 ai 18 metri circa. L'impeto delle onde le ha trascinate sulla scogliera all'altezza dell'hotel Rosa Bianca. Verranno rimosse con l'ausilio di gru giunte questa mattina sul posto, dotate di un braccio meccanico di circa 30 metri. Ad esse si aggiungerà una quarta imbarcazione di minori dimensioni, un Boston di 12 metri. L'intervento durerà 3 giorni. Il trasporto delle imbarcazioni avverrà su gomma con partenza nella notte di mercoledì. Proseguono i lavori in via Vinelli a Chiavari per la realizzazione di un nuovo condotto di scarico delle acque piovane che collega il centro storico con il condotto principale che da Corso Garibaldi arriva al porto turistico. Nel tratto di via Vinelli, interessato dai cantieri, affollato da sottoservizi che complicano e rallentano gli interventi, l'assistenza archeologica ha portato alla luce 2 antichi piani stradali sepolti. È un primo tassello per la ricostruzione dello sviluppo urbanistico di questa parte della città, compresa tra il fossato che correva intorno alle mura e il mare, e finora sconosciuta. Il più recente dei 2 livelli stradali sepolti si trova a pochi centimetri di profondità rispetto all'asfalto attuale. L'elemento più eclatante riguarda la quota a cui è stato rinvenuto. Il piano stradale infatti si trova sotto più di 1 metro con riporte artificiali rispetto a quello ottocentesco. Ciò può ricondursi forse alla bonifica dell'area paludosa che si trovava alla foce dell'Entella prima che il fiume fosse costretto nel suo letto attuale. Questi nuovi elementi sono stati portati alla luce nell'ambito dell'attività di verifica archeologica, non hanno comportato ritardi nell'esecuzione del complicato lavoro. Pagina ecclesiale nel nostro giornale. All'Angelus Francesco ha ricordato che la storia insegna come i regni fondati sul potere delle armi e sulla prevaricazione siano fragili e prima o poi crollano. Il regno di Dio invece è fondato sull'amore e si radica nei cuori. Solo Gesù, sottolinea, potrà dare un senso nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura prova anche da sbagli, da peccati, soltanto a condizione però che non si seguano le logiche del mondo e dei suoi re. Il servizio, lo vediamo insieme. È Gesù il re della nostra vita, diffondiamo il suo regno dando testimonianza alla verità, che è l'amore. Così il Papa all'Angelus in una piazza San Pietro bagnata dalla pioggia che non ha fermato però il radunarsi dei fedeli. Il pontefice si riallaccia al brano evangelico di Giovanni che racconta la situazione umiliante di Gesù dopo l'arresto nel Getsemani. Condotto a forza dinanzi alle autorità di Gerusalemme, viene presentato al procuratore romano come uno che attenta al potere politico, a diventare il re dei giudei. A Pilato Gesù spiega come il suo regno non sia di questo mondo, affermando: tu lo dici, io sono re. È evidente da tutta la sua vita che Gesù non ha ambizioni politiche. Ricordiamo che dopo la moltiplicazione dei pani
La gente entusiasta del miracolo avrebbe voluto proclamarlo re per rovesciare il potere romano e ristabilire il regno di Israele. Ma per Gesù il regno è un'altra cosa e non si realizza certo con la rivolta, la violenza e la forza delle armi. Dio è amore, come riporta l'Evangelista Giovanni, e vuole stabilire nel mondo il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Questo è dunque il regno di cui Gesù è il re, che si estende fino alla fine dei tempi. È proprio Gesù, dice il Papa, a chiederci oggi di lasciare che lui diventi il nostro re. Un re che con la sua parola, il suo esempio e la sua vita immolata sulla croce ci ha salvato dalla morte. E indica, questo re, la strada all'uomo smarrito, dà luce nuova alla nostra esistenza segnata dal dubbio, dalla paura e dalle prove di ogni giorno. Ma non dobbiamo dimenticare che il regno di Gesù non è di questo mondo. Egli potrà dare un senso nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura prova anche dai nostri sbagli e dai nostri peccati, soltanto a condizione che noi non seguiamo le logiche del mondo e dei suoi re. È stata presentata nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure Anima Mundi, pubblicazione di 3.000 copie di tiratura, nella quale il Comune ha racchiuso tutte le aziende agricole e cittadine. Tra produttori di olio, miele e marmellate sono state censite 10 realtà, un progetto collegato al percorso che l'amministrazione ha avviato approvando nella primavera del 2018 il regolamento per la DECO. Coldiretti ha celebrato la giornata annuale dedicata al ringraziamento a conclusione della stagione agricola. Quest'anno la celebrazione dell'Eucaristia è stata ospitata dalla parrocchia di Santa Maria di Ne e al termine della Santa Messa c'è stata la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Vediamo. Giornata del ringraziamento in una comunità della Val Graveglia. Come è nata questa scelta? Ma la scelta della celebrazione della festa del ringraziamento comunque ha origini molto antiche, nel senso che storicamente questo è il periodo in cui venivano chiusi i contratti agrari, veniva considerata la fine dell'annata agricola, dove si ringraziava per la stagione, per il raccolto, per come era andato la stagione e ci si predisponeva a preparare la nuova annata agricola. Viene fatta a rotazione su tutte le nostre sezioni locali in modo da andare sempre sul territorio a verificare quali sono eventualmente le problematiche o le criticità dei nostri soci. Come è andata quest'annata? Ma è stata un'annata molto positiva anche dal punto di vista della campagna olivicola che adesso è nel pieno, a parte i problemi causati dal meteo, dal vento, cosa possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo visto una ricchezza di doni durante l'offertorio, c'era la peculiarità di ogni singola sezione? Più che di ogni singola sezione, di ogni valle che compone il nostro territorio. Io coltivo lo zafferano e poi l'apicoltura, la zootecnia con le capre e i maiali incinta senese, tutto allo stato brado. Lo zafferano diciamo che è un'idea che ci è venuta a me e mia moglie, visto che avevamo dei vigneti concessi anche da certi vicini di casa da recuperare, per ridare valore al territorio ligure, diciamo. Io faccio olio di oliva, uva da vino e poi prodotti orticoli che vendiamo poi al mercatino Via Conscienti in estate, e poi faccio marmellate, trasformo marmellate con quello che riesco a trasformare di verdura, sottoli eccetera. Se tu dovessi invitare un giovane ad avvicinarsi a questo mondo, che cosa potresti dire? Che ci vuole tanta passione, deve farlo per passione, non si può fare per reddito perché non è quello che funziona, ci deve essere la passione per questo lavoro, allora forse si riesce poi a ottenere qualcosa. Lo coltivo un po' di tutto, perché poco di tutto ma ci abbiamo di tutto, di conseguenza più tanto ci abbiamo uva e olive. E quest'anno è stata un'annata molto abbondante, ma il tempo non ci ha aiutato. Dobbiamo ringraziare sempre perché è andata bene così.
Anche nella casa di detenzione di Chiavari si è svolto un momento di riflessione contro la violenza sulle donne. Oggi pomeriggio è stato proposto ai detenuti un recital con letture di testi, brani musicali, approfondimenti, obiettivo che si pone nell'ottica di valorizzare i legami familiari che la detenzione interrompe e favorire un processo di crescita nella persona che sta scontando la sua pena. Il servizio dal carcere di Chiavari. Il senso è questo, noi mettiamo in opera delle attività per conservare la cellula primaria della società civile, che è quella della famiglia. Ospitiamo qui in detenzione dei detenuti che hanno dei fine pena definitivi e le nostre iniziative a favore della famiglia riguardano sicuramente i bambini e le loro compagne e le loro mogli. Ci è piaciuto molto raccogliere l'invito del capo dipartimento per significare anche all'interno del carcere che ricordare appunto la giornata contro la violenza sulle donne, per significare soprattutto ai nostri detenuti la cura e l'attenzione che le loro compagne hanno nei loro confronti, venendoli a trovare e sostanzialmente poi aspettandoli e facendo crescere i loro bambini. Ovviamente qui dentro non ci sono persone che stanno scontando una pena per reati contro le donne, contro la famiglia. Questo non significa però che non si debba significare, ecco, il senso profondo di questa giornata. Abbiamo preparato un recital di poesie dedicate alle donne, quindi sono come le donne, diciamo, si propongono, come gli uomini anche vedono le donne, e anche poesie di amore tra un uomo e una donna. Ci sembrava, ecco, di non andare proprio a toccare l'elemento, diciamo, della violenza, perché sembrava eccessivo. Quindi un'educazione al bello, una sensibilizzazione al bello, alla bellezza come antidoto contro la bruttura della violenza. Quando si tocca quel punto dentro di noi che si chiama bellezza, poi abbiamo sempre bisogno di nutrirlo. Il mondo dell'artigianato locale si sta avvicinando all'entrata in vigore della fattura elettronica con perplessità e anche con vari timori. Infatti dal 1° gennaio 2019 la novità riguarderà tutti, partite IVA e consumatori finali. Come si stanno preparando le aziende del territorio? Abbiamo raccolto un paio di testimonianze, ascoltiamole. Che cosa state facendo in questo periodo? Ci stiamo adeguando, dobbiamo effettuare noi impiegati un corso perché cambia completamente il programma, la programmazione cambia, non è più una programmazione privata, noi ci appoggiamo alla nostra commercialista, quindi non so effettivamente ora di che cosa si tratti perché siamo rimasti un attimo indietro rispetto alle normative che hanno già seguito le altre aziende. Noi effettueremo anche un cambio di programma, quindi è una cosa soggettiva. Non è ancora tutto chiaro su questo mondo? No, ancora no, io dovrò fare un corso e ci sarà una nuova metodologia per quanto riguarda la fatturazione. Il passaggio alla fatturazione elettronica è un beneficio secondo lei o no? Per quanto mi riguarda non più di tanto perché noi perdiamo del tempo, dobbiamo rifare dei corsi, riaggiornarci e una perdita di tempo in generale. Il sistema precedente, diciamo, della fattura normale forse era più agevole? Ma sì, perché ognuno aveva il suo e imparavi la tua metodologia di fatturazione, era così per tutta la vita, poi se non cambiavi programma. È d'accordo con la normativa sulla fatturazione elettronica? Io prima di tutto non ci capisco niente perché di computer non ci vado mai, non sono pratico, anche telefonino sono all'antica, piccolino telefonino, quindi non so da che parte cominciare. Se tutte le volte dovessi andare dal commercialista non ci sto dentro, no, è una cosa assurda per me. Cosa la spaventa di più? La spaventa che non sono capace a mettermi lì sul computer a cercare, a fare, dovrei andare a scuola, dovrei andare a fare un corso di computer per fare la fatturazione elettronica, non so neanche come funziona e alla mia età non intendo mettermi lì a fare tutte queste cose. In termini di tempo, per fare la vecchia fattura quanto ci metteva? 10 minuti, non è tempo di scrivere, dipende quante voci ci sono.
Lei ha sentito anche altri che sono spaventati come lei? Sì, quelli della mia età soprattutto sono tutti spaventati perché dicono non so da che parte cominciare, andare a fare dei corsi, poi attrezzarsi di computer e tutta sta roba. Come avete sentito, la questione è molto attuale, seppure in un quadro normativo in continua evoluzione. Questa sera il tema della fatturazione elettronica sarà al centro della trasmissione direttamente in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Ospiti in studio i commercialisti Giovanna Copello, Sebastiano Rezzano, il rivenditore di software Alessandro Gardella e il consulente aziendale Leonardo Selvaggi. Per il pubblico da casa ci sarà la possibilità di intervenire e fare domande sulla questione agli ospiti in studio. Nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni di esenzione ticket presentate dai cittadini, l'ASL 4 ha individuato circa 1500 autocertificazioni che necessitano di accertamenti. Si tratta di dichiarazioni relative al 2013. Ai cittadini interessati arriverà una comunicazione specifica, viene contestata la falsa autocertificazione relativa all'esenzione per motivi di reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Per chiarimenti sono stati istituiti 3 sportelli dedicati negli uffici CUP. Questi sono gli orari di apertura: a Sessi Levante lunedì pomeriggio 14:30 e 17, a Chiavari martedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17, Rapallo il giovedì dalle 14:30 alle 17. Sono iniziate questa mattina le operazioni di sistemazione e consolidamento dell'albero di Natale in piazza De Ferrari nel centro di Genova. L'albero è donato dal Parco dell'Aveto, è frutto di tagli selettivi attuati per migliorare e riqualificare i boschi di aree protette. È alto circa 14 metri, è arrivato in città poche ore prima del suo gemello di pari grandezza che verrà portato domani a Certosa all'inizio di via Walter Fillac. L'albero è stato offerto in dono al quartiere in segno di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi dal Parco Naturale Regionale dell'Aveto, che si è interamente accollato anche le spese del taglio e del trasporto fino a Genova. Domani pomeriggio alle 19 nell'ex convento dell'Annunziata a Sessi Levante è in programma l'incontro Confini e Racconti dal mare alla terra. L'appuntamento promosso dal Comune, in stretta collaborazione con associazioni, esercizi commerciali, cittadini, vuole focalizzare l'attenzione sullo sviluppo rurale in terra africana e nel nostro paese. La finalità è conoscere più approfonditamente e riflettere insieme rispetto alla possibilità di convertire il fenomeno migratorio in crescita e sviluppo rurale. Tra gli ospiti della serata ci saranno Agitu Idea Gudeta, etiope, trapiantato in Trentino da diversi anni, Alessandro Triantafullidis, che presenterà il biodistretto della Val di Vara. A seguire, dopo una breve introduzione degli autori Stefano Batain e Daniela Biocca, sarà proiettato il documentario Apparteniamo alla terra e concluderà la serata la presidente di Zucchero Amaro, Miriam De Vincenzi. Ora la scheda degli appuntamenti. Prego la regia di mandare in onda la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 27 novembre. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, allestito nel Seminario Vescovile di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, è aperto al pubblico dalle 9 alle 12. L'ingresso è gratuito. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 è aperto il Museo Archeologico del Tigullio. Su prenotazione è possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Queirolo, Graziella Corsinovo terrà una lezione sul tema Dimensione futuro espressionista. In questa sera si recita a soggetto di Pirandello. Al Monte Loreto di Masso, la più antica miniera di rame ed oro dell'Europa occidentale, è dedicato l'incontro del 14° corso di cultura genovese. Interverrà Roberto Maggi. Si inizia alle 16:30 nella sala livellaria di Via del Pino a Chiavari. Alle 19 all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante è in programma l'incontro Confini e Racconti dal mare alla terra. La finalità dell'appuntamento è conoscere più approfonditamente il fenomeno migratorio in crescita e lo sviluppo rurale. Fra gli ospiti della serata Agitu Idea Gudeta, etiope trapiantata in Trentino da diversi anni, e Alessandro Triantafillidis, che presenterà il biodistretto della Val di Vara.
Il Consiglio ha approvato all'unanimità la mozione che impegna la Giunta a chiedere al Governo di monitorare l'effettiva esecuzione del pagamento dei pedaggi autostradali nel periodo dell'emergenza determinata dal crollo del ponte Morandi. Il documento inoltre chiede che vengano adottate le misure necessarie affinché l'esenzione dei pedaggi autostradali sia assicurata dai gestori delle reti liguri anche oltre il periodo contingente dell'emergenza per tutti i mezzi di soccorso sanitari operanti sul territorio regionale. Notizia luttuosa, sono stati celebrati questa mattina nella Basilica di Santo Stefano Lavagna i funerali di Amelia Barbieri, vedova Russo. L'anziana aveva 85 anni, era la madre di Massimo e Renato Russo. Lascia oltre ai 2 figli, 3 nipoti, 4 pronipoti, la sorella Rina e l'adorata cugina Carla. Alla famiglia Russo va la vicinanza nella preghiera e l'abbraccio di Telepace. Passiamo ora allo sport, la Serie C, Lega Pro. Prima sconfitta stagionale per la Virtus Entella Chiavari che dopo 6 vittorie consecutive ha ceduto il passo alla Robur Siena nello stadio di casa. A decidere la gara una rete segnata all'84esimo da Guberti. Solo il tempo per rifiatare e mercoledì si va a Cuneo per il recupero della 4ª giornata. Il fischio d'inizio sarà alle 14:30. Sentiamo mister Boscaglia a fine partita. Una partita tra virgolette strana nella quale abbiamo tenuto sempre le redini del gioco, un Siena tra virgolette messo bene, messo lì, che ci ripartiva ogni volta era possibile, che ha cercato di lavorare spesso profondo oppure ripartirci quando recuperava palla a metà campo. Nel primo tempo un po' di più, nel secondo molto meno, noi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo cercando di andare sia sugli esterni che tra le linee, lavorando anche profondo spesso. Nel secondo tempo non abbiamo mai corso nessun pericolo tranne quello fatale che ci è costato la partita e come dicevo prima ai colleghi per noi deve servirci da lezione perché queste sono partite che devi portare punti a casa e quando capisci negli ultimi minuti che non puoi vincerla devi stare molto attento perché abbiamo fatto una ripartenza con una difesa abbastanza sguarnita. Una squadra che ha sofferto anche un po' nel primo tempo, una distribuzione iniqua dei cartellini da parte di direttore di gara. Allora, l'arbitro secondo me, un po' come tutti gli altri, ha fatto correre molto il gioco. È naturale, avete anche visto voi che non possiamo avere una difesa quasi tutta, 3/4 di difesa ammonita dopo 45 minuti e gli avversari facendo gli stessi falli uguali 0. Quindi l'unica cosa di cui mi lamento è questa, poi la partita l'ha condotta bene, ha fatto giocare tanto, i falli mezzi e mezzi non li ha fischiati sia per noi che per loro, quindi da questo punto di vista bene. La distribuzione dei cartellini non mi è piaciuta e gliel'ho detto alla fine, lui mi ha detto che comunque secondo lui quelli del Siena non erano falli d'ammonizione e io ho detto che secondo me il capitano del Siena ha fatto 2 falli da dietro a Mota, a spalle alla porta a 50 metri, che è veramente terribili, quindi, però ripeto sono punti di vista, ma sicuramente non abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Passiamo ai dilettanti, la Serie D, doppia sconfitta per le 2 tigulline impegnate nel girone A. La Lavagnese giocava in trasferta sul campo del Folgore Caratese. Bianconeri hanno incassato 3 gol che portano tutti la firma di Gioè. Nell'ordine, prima rete all'11° del primo tempo, raddoppio al 12° del secondo e gol definitivo del 3-0 al 30° del secondo tempo. Sconfitta casalinga anche per il Sestri Levante che ospitava la Sanremese. Il match è finito 2-1 per i ponentini. Passare in vantaggio per primo il Sestri, assegna al 14° di gioco con Cusato. Pareggio al 36° del primo tempo grazie alla rete di Fall, autore anche del raddoppio al 33° del secondo tempo. Invariate le posizioni in classifica, Lavagnese 15, Sestri Levante 14, prossimo turno la Lavagnese in trasferta a Savona, mentre il Sestri Levante ospiterà l'Arconatese. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, vi ricordo questa sera l'appuntamento con Direttamente Su, si parlerà della fattura elettronica. Vi lascio, grazie per la vostra cortese attenzione. Una buona serata a tutti, arrivederci.